Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Carmine Abate nasce a Carfizzi nel 1954. È vincitore nel 2012 della 50ª edizione del Premio Campiello con La collina del vento, pubblicato da Mondadori e dedicato al padre dell'autore, scomparso nel 2011. Alla fine degli anni 50 emigrò anche mio padre, prima in Francia per 2 anni con un contratto da minatore, poi in Germania, dove venne assunto nei cantieri stradali. Ho ancora nelle orecchie la promessa che ripeteva a ogni partenza: il prossimo anno ritorno per sempre. Sarebbe invece rientrato da pensionato dopo quasi 30 anni passati ad asfaltare le strade tedesche per morire in paese. Le esperienze che maturiamo da giovani rimangono con noi per tutta la vita. Il primo giorno di scuola, il primo bacio, il primo amore, il primo traguardo, ma anche il primo fallimento. Ricordi e momenti di vita indelebili che, indipendentemente dal loro esito, ci renderanno unici. Per uno scrittore o una scrittrice, queste prime volte non sono poi così diverse. Le persone incontrate, le esperienze vissute e le emozioni provate diventano fonte di una nuova sensibilità, quella del protagonista, dell'universo immaginario della storia raccontata, ma più di ogni altro dell'autore. A questo proposito, ascoltiamo cosa può insegnarci l'esperienza di Carmine, a partire dai libri che preferiva da giovane. A casa mia non c'erano libri. La mia è una famiglia di emigranti, prima erano contadini, non c'era proprio nemmeno un libro. Mio padre era emigrato quando io avevo 4 anni e pur essendo emigrato per farmi studiare non mi ha mai portato un libro, non mi ha mai regalato un libro. Allora è successa una cosa veramente miracolosa dal mio punto di vista. All'età di 16 anni io sono entrato a casa di un amico, si chiama Michele, che aveva 4 anni più di me. Era più povero di me perché non aveva il padre, e però a casa sua lui aveva uno scaffale pieno di libri. Me lo ricordo perfettamente, c'era il sole che batteva proprio sui dorsi dei libri. Io mi sono avvicinato a questi libri e Michele me ne ha fatti prendere alcuni da leggere a casa. Ecco, io li ho guardati tutti, li ho sfogliati e ho preso 2 libri, uno che ha un titolo geniale, Lavorare stanca, di Cesare Pavese, che sono poesie e racconto che si capiscono immediatamente, e l'altro Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro, no? È stato importantissimo, sono stati tutti e 2 importanti, ma Gente in Aspromonte mi ha fatto capire che anche la mia terra si poteva raccontare, e quindi per me è stato importantissimo. Poi la stessa estate io sono partito per la prima volta, sono andato in Germania dove appunto lavorava mio padre per lavorare in fabbrica e mantenermi negli studi, e il giorno prima della partenza mia madre mi ha fatto entrare nella dispensa di casa mia per prendere una treccia di peperoncini e una di aglio, no? Da portare a mio padre. Avevo un borsone pesantissimo e vado a cercare l'aglio, entravo perché non c'era nemmeno luce in questa piccola dispensa, e cosa ti trovo? Un malloppo così, un libro enorme con una copertina sgualcita dal titolo Anna Karenina, che io allora chiamavo Anna Karenina di Tolstoi, con quell'incipit bellissimo su tutte le famiglie felici che sono felici, ognuno a modo suo. Insomma, anche questo libro è stato fondamentale, tra i libri che ho letto l'estate dei miei 16 anni. E poi quando sono arrivato in Germania, dopo essere diventato lettore, perché in estate ho letto tutti i libri di quel mio amico, dopo essere diventato lettore ho sentito l'esigenza di scrivere per denunciare l'ingiustizia dell'emigrazione. Quindi ho cominciato a scrivere a 16 anni.
Fra i diversi autori incontrati, Carmine non ha alcun dubbio su quale sia diventato il proprio punto di riferimento letterario. Il percorso qui è lunghissimo, no? Io ho cominciato quell'estate a diventare un lettore onnivoro. Leggevo anche durante l'estate, mia madre si preoccupava e mi diceva: Carmine, ma esci fuori perché sennò perdi la vista a furia di leggere, no? E io quell'estate e le estati successive ho letto tantissimi autori, io tanti autori che amo, non ce n'è solo uno in particolare. Amo Elias Canetti, Parise, Faulkner, Consolo, i Due Levi, Bellow, Meneghello, Philip Roth, Magris, Marquez, Tabucchi, insomma John Fante, ecco, stavo dimenticando John Fante, Joseph Zoderer, che è uno scrittore altoatesino. Insomma, ho cominciato a leggere e ho messo poi nel periodo universitario, ormai ho cominciato anche a scrivere, ricordo su un foglio di carta ho scritto a mano una frase di Francis Bacon, credo che si pronunci così: alcuni libri vanno assaggiati, altri divorati e alcuni rari, masticati e digeriti. Ecco, questa è stata la frase che avevo sempre davanti agli occhi quando mi svegliavo la mattina, e questo ho cercato di fare. Quindi poi ho continuato ad andare in Germania e ho cominciato a scrivere, diventare, essere considerato scrittore proprio in Germania. In Germania io facevo parte della Polykunst, un'associazione multiculturale di cui facevano parte addirittura scrittori, artisti di 17 nazionalità all'inizio, poi anche di più. E in Germania, dove sono tornato dopo la laurea, quindi a partire dai 21 anni, ho cominciato a pubblicare, quindi non solo a scrivere, ho cominciato in Germania a pubblicare, tant'è che il mio primo libro, un libro di racconti sul tema dell'emigrazione, è uscito in Germania, in tedesco, il primo libro. L'esordio è stato proprio lì. E quindi tutto questo lo devo ai tanti libri che ho masticato e digerito, ma lo devo anche a delle persone che hanno avuto un'influenza davvero decisiva sul mio percorso letterario, cioè sui contadini. Ecco, io direi che più che un autore, io sono stato influenzato da una voce collettiva. Questa voce collettiva è quella dei contadini, delle donne, delle nonne in particolare, degli artigiani del mio paese, che sapevano raccontare con maestria, io direi come i narratori preomerici. Cominciavano a raccontare una storia e noi volevamo sapere il finale, non so, raccontavano la storia di un omicidio, volevamo sapere il finale, dico noi bambini, perché ascoltavamo queste storie e loro quando arrivavano sul più bello e dovevano svelare l'assassino, dicevano che dovevano tornare a casa a mangiare, perché sai, mia moglie mi ammazza se non arrivo puntuale. Il giorno dopo tornavamo e loro riprendevano a raccontare, ma non dall'assassino, da un altro punto. Ecco, quindi avevano anche una certa abilità narrativa, no? E per me sono stati fondamentali, e soprattutto, come dicevo prima, la voce, questa voce collettiva, questo noi, più che l'io narrante, ecco, questo noi narrante è stato importantissimo per me. Ripercorrendo la storia del premio Campiello, Carmine ricorda le sue opere preferite, i suoi Campiello del cuore. Ce ne sono parecchi di autori che sono stati fondamentali, che hanno vinto il Campiello. Penso a Tabucchi, penso a Pontigia, no? Ma io vorrei ricordare un autore che casualmente una notte del 1970, credo nel 73, sì, ha vinto il Campiello nel 73, ho visto in televisione, forse avevo 19 anni, non ricordo adesso esattamente l'età, sì. E questo scrittore che aveva vinto il Campiello, cioè quindi accendendo il televisore di sera tardi, era Carlos Gorlón, che veniva intervistato su un libro bellissimo che io ho acquistato, Il trono di legno, ed era timidissimo, rispondeva alle domande del giornalista che lo intervistava televisivo, no? Con grande timidezza, anche direi in una maniera un po' confusa.
E quello mi ha fatto amare Sgorlon, ma anche ho capito che gli scrittori non sono poi quei mostri, no? Come si vede dai libri, no? Delle persone a volte geniali che arrivano a raccontare storie incredibili, ma sono persone umane. Cioè, ho apprezzato questa grande timidezza di Sgorlon, perché io poi ero anch'io molto timido, e quindi quell'intervista, quel campiello del 1973, Il trono di legno, è stato importantissimo. C'è poi un altro autore però che è stato importante, un altro campiello, ed è Il selvaggio di Santa Venere di Saverio Strati, l'altro scrittore calabrese che come me ha vinto il campiello. A parte che il libro è bellissimo anche per come è scritto, anche in questo caso è un campiello un po' più recente, non mi ricordo la data, del 77, però anche questo campiello è stato importante, perché come il libro di Corrado Alvaro, Gente in Aspromonte, mi ha fatto capire che la nostra terra può essere raccontata, il romanzo di Saverio Strati mi ha fatto capire che i romanzi scritti da scrittori così, diciamo, periferici in qualche modo, no? Che vivono anche nel sud, possono essere apprezzati, amati e letti e premiati con un premio prestigioso come il Campiello. La verità è un mare di fili d'erba che si piegano al vento. Vuole essere sentita come movimento, assorbita come respiro. È una roccia solo per chi non la sente e non la respira. Quegli vi sbatterà sanguinosamente la testa. La citazione che abbiamo appena letto è tratta dall'epigrafe di Elias Canetti, un autore molto caro a Carmine, citato anche in apertura del suo romanzo La collina del vento. Come il vento che cambia sempre direzione, anche le pagine dei libri prendono pieghe inaspettate. La penna e le storie scorrono inesorabili, come se avessero vita propria. Scopriamo cosa ne pensa Carmine. Nel mio caso le svolte sono continue fin dall'incipit, fin proprio dall'inizio, anche perché io non progetto mai i miei libri. Ecco, questo lo volevo sottolineare. Non so mai come va a finire una storia. Se lo sapessi, a priori, io credo che non ci prenderei nessun gusto a scriverla, e forse il lettore non ci prenderebbe nessun gusto a leggerla quella storia. Io parto sempre da un'immagine, ma fin dall'inizio un'immagine che mi colpisce, a volte magari mi ossessiona proprio per anni. Questa immagine la definisco come una sorta di nuvola, no? Una nuvola trafitta da tanti raggi di sole, che io poi cerco, ecco, questi raggi, di intrecciarli, e a volte li intreccio in un modo, altre volte in un altro modo. Spesso l'incipit, che è fondamentale, lo scrivo decine di volte, e quindi se scrivo l'incipit decine di volte sono costretto anche a scrivere il resto e a riscrivere l'intreccio tante volte. Per cui diciamo che non ho questo problema di imprimere delle svolte che tutto a un tratto tu cancelli tutto e riscrivi tutto, perché per me quello che è fondamentale è l'immagine, quell'immagine iniziale. Quando poi l'ho trovata e trascritta perfetta, e dentro quell'immagine c'è tutto il libro. Poi non ho più problemi di nessun tipo. Ma anche le tecniche narrative rappresentano un prezioso strumento a disposizione dello scrittore. Quali saranno gli ingredienti narrativi indispensabili in un romanzo? Ascoltiamo quali sono con Carmine. Più che la storia in sé, a me interessa l'urgenza che sta alla base di un romanzo o di un racconto. A me interessa l'attenzione della scrittura, è quella che cerco anche nei libri degli altri, nei libri che leggo, no? È fondamentale, quindi non è solo la storia, i colpi di scena che sono importanti, è proprio quest'urgenza che tu devi avere dentro quando scrivi. Ecco, prima citavo i miei racconti che ho scritto in Germania quando avevo 16 anni. Tra quei racconti
che formalmente ovviamente erano molto deboli, no? Anche come scrittura. E l'ultimo romanzo che ho scritto, che si chiama Il cercatore di luce, che è la vita di Giovanni Segantini intrecciata a una storia dei giorni nostri, non c'è nessuna differenza, perché alla base di quei racconti lì che non ho mai pubblicato e dell'ultimo libro c'è comunque quest'urgenza di raccontare una storia. E poi invece la tensione della scrittura, quella la si acquisisce ovviamente con il tempo, no? Alla luce dell'esperienza personale e professionale che ha avuto, Carmine ci tiene a regalare qualche consiglio a tutti coloro che si affacciano al mondo della scrittura e agli appassionati di lettura. Io credo che non ci siano trucchi del mestiere, se non uno semplicissimo, anzi 3. Leggere. Questa è l'unica cosa che consiglio a chi aspira a diventare scrittore, no? Nel momento in cui tu leggi gli autori che più ti attraggono, in questa maniera vedi anche come scrivono gli altri autori che noi amiamo, per poi però seguire la propria strada, la propria voce, e quindi bisogna anche saper ascoltare la propria voce. Questo è importantissimo. E poi per me resta sempre valido una riflessione di John Fante, che prima dicevo che è uno dei miei autori preferiti, che ho posto a epigrafe della Festa del Ritorno, l'altro libro con cui sono arrivato, ho vinto il premio Selezione Campiello nel 2004, La Festa del Ritorno. E la frase è questa: per scrivere bisogna amare e per amare bisogna capire. Prima di salutarci vorrei lasciarvi con un commento di Carmine sul suo Campiello del cuore, La collina del vento, e con un estratto della stessa opera. Il Campiello del cuore è sicuramente il 50° Campiello che ho vinto inaspettatamente e che poi è diventato il mio libro più venduto. Ma di quel Campiello io ho nostalgia non solo della serata finale, che non mi aspettavo, e tra l'altro ero per niente timido quella sera, ero tranquillissimo, ma soprattutto per le numerose, per gli incontri, per le presentazioni che abbiamo fatto con tutti i finalisti e i responsabili del Campiello, no? I responsabili del Campiello tutti assieme, e quella è stata un'estate fantastica in cui io mi sono arricchito non solo come scrittore ma come uomo. Una mattina mi avvicinai a Marisa che scavava sotto il sole. Non lo fece quasi mai, e non perché lei me lo proibisse. Mi annoiavo a vederla scavare. Non succedeva nulla, non sbucava fuori nessun tesoro, solo qualche pietra squadrata, per me insignificante. Marisa sudava sotto il cappello di paglia che la proteggeva dal sole. Le chiesi: perché scavi sempre? Cosa cerchi, ma? Era la prima volta che la chiamavo mamma. Lei si passò un braccio sulla fronte per asciugarsi il sudore e mi disse: cerco nuove storie per raccontarle a te. Questo podcast celebra i 60 anni di questo storico premio letterario, un racconto per scoprire gli autori e i libri che ne hanno segnato la storia. Appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.